la bicicletta è parte integrante di te stesso a questo punto. Lo sport. Anche la bicicletta, anche il mezzo. Anche il mezzo, sì, anche il mezzo. Quindi anche quello come un mezzo che servo assistito a questo. No, ma sai, l'età richiede questo, non c'è mica nessuna vergogna perché è così. Lo sport è una gradualità, è come l'arco della vita, no? Da bambino sei salti, poi pian pianino poi rientri e fai quello che puoi. È importante farlo però. Però grazie a questo ecco che si è creata questa edizione 2019 di questa e-bike tour con 8 tappe. Molto importante, molto impegnativa e direi che anche entusiasmante come organizzazione e come sviluppo. Qui non ci sono risultati, non devi arrivare prima, non devi arrivare. Arrivare, parlare con passione, condividere, divertirci e soprattutto poi godere di quello che è il nostro Friuli. Anche Gigi si è convertito, tra virgolette, insomma, alla bicicletta. Sì, no, ma ha ancora il piede sinistro forte lui, ma però la bicicletta lo aiuta un po', ecco. Anche lui con quella assistita o no, Gigi? No, fino adesso fino adesso no, però potrebbe essere una soluzione per il futuro. Come partecipare dunque a questa manifestazione? Volerlo, seguire gli elenchi delle varie gare e poi da lì fare tutto. Che grandi iniziative ancora ci saranno? Vedrete. Lucio, scusa un secondo. Mio figlio Andrea. Ma l'ho conosciuto, eh? L'hai conosciuto. Lucio, ciao, ci sentiamo. Ciao. Scusa, Allora, e quindi tante altre. Sta bollendo, non è ancora cotto, ma sta bollendo. C'è un'altra montagna, il Mataiur adesso in testa. No, la montagna Mataiur è una montagna che ho già dentro e non nel cuore. Però bisogna scoprire delle altre. Se non dai novità al mondo si stancano. Questo tour ci sono anche tante società che dalla montagna al mare insomma che collaborano. Tutta la regione, noi partiamo da Trieste, arriviamo su fino all'Alta Carnia e quindi ci sviluppiamo un po' dappertutto, ecco. E sei soddisfatto? E ci sarai anche tu, quindi? Come no? Sulla sella? Se no, il comandante deve dare l'esempio sempre. Tutte 8? No, tutte 8 no, perché ci sono delle concomitanze, qualche nipote che fa la comunione, il raduno degli alpini, qualche cosa, non può essere dappertutto, però dove posso ci vado volentieri. È questo il preambolo con il patron della e-bike tour Friuli Venezia Giulia 2019, che oggi è stata presentata ufficialmente in sede della regione. È una edizione, quella di quest'anno, che ritorna ampliata di un e-bike tour, raduno cicloturistico per le biciclette a pedalata assistita e che sta riscuotendo sempre maggior successo. E per questa terza edizione le tappe salgono ad 8 e coinvolgeranno diverse località della regione, partendo da Trieste il 28 aprile per concludersi il 31 agosto e il 1 settembre sul Monte Mataiur, passando per Cividale del Friuli il 12 maggio, Caneva il 14 luglio, Tolmezzo il 21 luglio, Ovaro il 28 luglio, Piancavallo il 4 agosto e Grado il 17 e 18 agosto. E ad illustrare l'appuntamento sono intervenuti oggi, fra gli altri, l'assessore al turismo del Friuli Venezia Giulia Bini e il direttore generale di Promoturismo Lucio Gomiero, nonché il promotore dell'iniziativa che abbiamo già ascoltato, Enzo Caindro. Ma adesso ascoltiamo gli organizzatori locali di queste 8 tappe. Il suggerimento di Caindro, di Custico e tanti altri è un'esperienza che reputo particolarmente positiva, perché in poco tempo, in poco spazio e con poca energia si riesce a mettere in luce il nostro territorio. Giustamente ho sottolineato quello che diceva il signore prima, ci vuole maggior collegamento, non ci sono coesioni fra le varie ciclabili. Questo è un progetto che la Regione dovrebbe aiutarci a darci una mano. Io sono un randonneur puro, di quelli che gli piace fare valanghe di chilometri, non sono mai sazio, mia moglie se ne lamenta a ragione, e quindi vedo ciclabili a destra e a manca, quelle più belle, quelle meno belle, quelle che sono state fatte e poi abbandonate, quelle che funzionano così. Abbiamo dei riscontri positivi, giustamente l'Alpe Adria, io l'ho pedalata più volte, ha un aspetto positivo, ma la nostra, noi siamo a Trieste, vogliamo mettere in luce il nostro territorio, il nostro Carso, il nostro golfo, perché è una cosa spettacolare. Sono
appena arrivato da ieri, l'altro ieri, che abbiamo fatto la nostra ennesima randonnée della Venezia della Giulia, e in 7 anni abbiamo messo in luce 6.000 km di territorio, quindi il miglior dépliant in assoluto è quello che vediamo con i nostri occhi, che memorizziamo, diciamo che bello, là devo tornare, devo farmi una vacanza. Detto bene, direttore Rumiero, è un'occasione per far vedere il nostro territorio, ma è un impegno, ma soprattutto ci dobbiamo fare una cultura. Claretta, cosa ti ha detto la questura l'altro giorno, che ti ha detto ma voi fate partire le bike ma dovete spostare l'orario eccetera? Già le istituzioni hanno i loro problemi a gestirci, e per non dire poi che anche il territorio, noi ieri eravamo a Padova, eravamo a Filotrano al Gran Fondo di Michele Scarponi e abbiamo portato i prodotti del Friuli, però i prodotti del Friuli dobbiamo andarli a prendere uno a uno nei negozi. Le bike è l'occasione giusta per portare nelle aziende vinicole, nelle aziende che producono miele, frutta eccetera, ma se la gente che noi andiamo a comprare i prodotti ci dicono ma sì, voi venite, passate, dobbiamo fare cultura, e questo abbiamo bisogno sia alle istituzioni sia alla gente, perché è un'occasione. Le bike, ha detto bene lei direttore, tutte le età sono coperte e tutte le età possono fermarsi, anzi noi come granfondisti, io dico come organizzatore da 27 anni, poi lasciatemi dire qualcosa anche di Haiti, come granfondisti io dico che è l'occasione giusta, fra 3-4 anni, come diceva Enzo da amici poco tempo fa, ancora l'anno scorso, quelli che vanno su con l'età, no, amico di Trieste, prima o poi scenderanno dall'agonismo come me, io sono ormai prossimo, e andranno alle bike e si fermeranno nell'azienda vitivinicola, nell'agriturismo, piuttosto, perché quella è l'occasione per conoscere bene il territorio. Da un paio d'anni con il circuito FVG e Bike Tour lo facciamo in una maniera più forte, più incisiva, grazie all'intuizione di Enzo Cainero, e quest'anno aumenteremo la visibilità del territorio. La nostra manifestazione sarà gemellata o sarà ospite delle giornate medievali che si terranno proprio in quella settimana al Castello di Caneva, grazie anche alla sensibilità dell'amministrazione comunale e della Pro Castello Caneva. Qui c'è il presidente Piero Manfè, no? che supporta la manifestazione. Il nostro percorso interesserà le colline dove si coltiva il figo moro da Caneva, interesserà i vigneti, interesserà un sito patrimonio UNESCO come il Palio dell'Idenza, quindi metteremo tanta carne al fuoco, no? Sia da un punto di vista turistico, ma anche sportivo, ma anche gastronomico, che è un po' l'obiettivo di questa manifestazione. Forse più di 20 anni la Carnia Classica è diventata non una semplice gran fondo in Carnia, ma è una serie di eventi che vanno da corse in bici notturna, corse a piedi in paese, e è stato molto semplice, e lo abbiamo fatto molto volentieri, inserire un percorso che riguardi questo argomento, l'argomento delle bike, perché da sempre abbiamo sposato il progetto e la filosofia di Enzo Cainero, che dice che abbiamo la fortuna di vivere in una regione che è meravigliosa e che noi abbiamo saputo ben poco spiegare a quelli che vengono da fuori, cioè una regione che in 2 ore di auto ti fa vedere praticamente il mondo intero. La bicicletta assistita è un qualcosa in più che permetterà anche movimentazioni non solo turistiche ma anche semplicemente sociali, e tant'è che porto a conoscenza che per merito di uno sponsor privato, una banca, la prima cassa in Carnia, siamo stati coinvolti nel progetto della distribuzione di 50 colonnine di ricarica sui percorsi di e-bike in tutta la nostra Carnia, e che per ora lo stiamo gestendo in maniera pratica in quel contesto lì, ma l'idea è già di allargarsi per arrivare fino al mare. Diluvio universale il primo anno a Ovaro, qualcuno ha rischiato anche il fulmine, l'anno scorso è andata meglio e difatti il video dimostra.
Il nostro gruppo sportivo di Ovaro è nato nel 70 per effetto del sottoscritto che è ancora lì purtroppo e non si interessava affatto di biciclette fino al 2007, quando Enzo Cainero, che è a casa, proprio vicino a casa mia, ha detto facciamo lo Zoncolan. Bon, scusate la voce, ma ero in Arvenis a prendermi una lavata micidiale per vedere com'era la Marga per ospitarvi nell'arrivo. Perché la novità di quest'anno, quindi Gigi D'Agostini c'è stato alla festa degli sponsor nel 2007, abbiamo ancora le foto, e Marga Arvenutis ci accoglierà dopo aver fatto quello che diceva Enzo, il giro delle malghe dell'Arvenis. Quindi salita sullo Zoncolan, che Dio ve la mandi buona, sosta non tanto lunga perché lì da Gortani nella Malga Pozov, detta anche marmoreana, poi facciamo il giro Tamai a Garel Melé per salire in Claupa, dove abbiamo un problema di transitabilità col CAI, ma lo risolveremo perché è un sentiero segnalato e non hanno tanta voglia di vedere le biciclette, però si combina insomma. Poi scenderemo brevemente da Malga Claupa in Arvenutis, dove saremo ospiti del gruppo Alpini di Ovaro che farà la festa conclusiva. Bene, grazie dell'invito e soprattutto direi che questa tappa è significativa perché è un po' l'esemplificazione di quelli che sono stati i progetti del tavolo iniziale. L'assessorato che ha indicato, l'assessorato al turismo, le bike come elemento fondamentale del turismo, la Promoturismo che sta facendo una serie di progetti pilota per sviluppare, e a cavallo si è messa come Promoturismo a organizzare l'evento, grazie però devo dire, ed è quasi una continuazione della tappa del 14 luglio, agli amici di Caneva che mettono la conoscenza tecnica specifica delle bici. È un percorso che risponde esattamente a quelli che è l'impostazione iniziale del pedalare, guardare e mangiare, ripercorre in chiave estiva quelli che sono i percorsi sportivi invernali, le piste da fondo, le piste per le ciaspole, un tratto delle piste del scialpinismo, un tratto delle maglie, ed è un tassello ulteriore che al di là del Giro d'Italia, della tappa del Giro d'Italia eccetera, ha fatto in questi ultimi anni Piancavallo una sorta di villaggio dello sport. 17 e 18 agosto 2019 ci sarà questo importante appuntamento che sarà un po' la prosecuzione dei progetti che noi abbiamo iniziato dal 2016 in poi. Abbiamo così questa breve storicità legata al mondo delle e-bike che è partita con la ciclovia dei Pirati, Cesenatico, Grado, Zoncolan, nel 2016. Nel 2017 abbiamo fatto un secondo evento denominato e-bike Il mare dai monti, in quanto ci siamo accorti che dalle più alte vette, diciamo, del Friuli Venezia Giulia riusciamo a vedere la laguna di Grado. Nel 2018 invece abbiamo fatto il nostro terzo progetto che era denominato e-bike 2.0, che ha visto l'istituzione di tutta una serie di bike point in giro per il Friuli Venezia Giulia, dove la gente, i turisti, potevano acquisire le biciclette a pedalata assistita da un bike point che poteva essere quello dello Zoncolan, arrivare a Palmanova, lasciarle lì, e noi come associazione ci occupavamo di recuperare queste biciclette grazie all'utilizzo di alcuni furgoni messi a disposizione dai nostri soci. Quindi un ringraziamento, diciamo, all'organizzazione per questo nostro quarto appuntamento legato al mondo bike, che è veramente un mercato in esplosione, vorrei dire. Qui abbiamo il direttore di Promoturismo FVG che Massimo, dovremmo raggiungere il monte Mataiur partendo da Cividale del Friuli. Diciamo che è l'ultimo, diciamo, degli appuntamenti del tour che Enzo giustamente ha promosso, e ogni anno 2, 4, 8, prossimo anno sicuramente aumenteranno, perché comunque il futuro è, ma non lo dico io, lo dicono, diciamo, tutti. C'è l'impegno e c'è anche degli sponsor, delle istituzioni a creare questo evento. Noi lo faremo per ultimo e l'abbiamo scelto per la festa della montagna, che è proprio sul Mataiur il 1° di settembre. Abbiamo già concordato con gli organizzatori che sono entusiasti anche del numero che noi porteremo sul Mataiur, che non lo sveliamo per scaramanzia, diciamo così, perché Enzo non vuole. Io mi sono messo già un obiettivo mio personale, perché è quello che farà parlare in Italia
dell'evento, del primo evento, del primo raduno e-bike, perché ascoltando una giornata il direttore marketing di Promoturismo, Bruno Bertero, ha detto dovete fare della pubblicità, ma non dovete fare la solita pubblicità. Allora lì abbiamo pensato, facciamo un numero che sia importante, facciamo un raduno e qualcosa che se ne parli, ma non solo del Mataiur, del Friuli, proprio di tutto. Scusate, sono emozionato anche perché non capita spesso di parlare. Comunque Valimpiadi con tutti gli organizzatori, tutte le associazioni, tutti i comuni si impegnerà a portare sul Mataiur il massimo degli appassionati di e-bike. Partiremo da Cividale, dal museo della Grande Guerra, quindi un punto di riferimento molto importante anche per quanto riguarda gli alpini. Il sabato faremo un test bike, perché è importante che le persone si avvicinino anche alla bicicletta elettrica. Abbiamo visto negli anni, anche con Atimis con cui abbiamo collaborato, che è importante che la gente capisca di cosa si parla. Arriveremo sul Mataiur, ci sarà la possibilità al Mataiur di scendere con dei pullman, perché effettivamente è rischioso venire giù per chi non usa ogni giorno la e-bike, anche a un peso molto importante. Avremo un grande ristoro con tutte le persone, diciamo, che lavorano sul territorio a livello gastronomico, ma anche di produttori di gubane. Avremo una serie su un grande tavolo dove accoglieremo tutte queste persone. Davvero, davvero importante. Io vorrei dire 2 o 3 cose. Allora, innanzitutto che il tema della bike ci è particolarmente caro. Se dovessi scegliere una sola parola del nostro piano strategico, solo una, ne dovrò scegliere tanto, ma se dovessi scegliere solo una, sceglierei la parola bici, bike. Perché la bici è ciò che più è compatibile, coerente oggi e nel futuro del nostro sistema territoriale e turistico. E intuitivamente, visto che siete tutti appassionati, non devo spiegarvi di più. Significa anche più turisti, significa anche più motivazioni di viaggio. Quindi Promoturismo sta lavorando per segmentare chi vuole venire in Friuli Venezia Giulia per l'esperienza di bike in funzione di quelle che sono i loro desiderati, di quello che è la preparazione atletica di questi turisti. Cainero per la sua attività, per il suo amore verso il nostro territorio. Quest'uomo davvero in questi anni ci ha dato tanto, quindi colgo l'occasione pubblicamente per ringraziarti. E poi un grazie a tutti voi per quello che avete fatto negli anni, per non solo, come giustamente ho colto dai tanti interventi, per la bicicletta, per il ciclismo, per lo sport, ma per quello che avete fatto per la promozione della nostra regione. Guardate, non c'è stato uno degli interventi che ho ascoltato prima che non abbia posto l'accento su quanto il turismo lento, il cicloturismo possa promuovere la nostra regione, ed è una verità, perché se voi andate a vedere le località che andranno a toccare questo tour, sono tutte località assolutamente d'eccellenza, bellissime, in grado davvero di promuovere la nostra meravigliosa regione. È vero, si vince se i campanili, se gli steccati vengono abbattuti, divisioni, ma credimi Enzo, se c'è una cosa che io sto vedendo e sono molto felice di questo, e penso che tu Lucio me lo possa confermare, è che si sta lavorando di squadra. Quando ho iniziato il mio assessorato ti mi ha detto proverai, vedrai, sarà molto difficile far dialogare i territori, perché la montagna è divisa, perché la montagna, figurarsi, non parla col mare, perché Trieste è Trieste, Pordenone. E invece no, e invece sto davvero cogliendo una capacità di lavoro di squadra tra la montagna, il mare, cioè l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Aspetta che te la porto. Sì, ce l'ha già.
Grande successo, malgrado il tempo, domenica 13 aprile per la camminata ecologica attorno ai comuni di Campoformido, Pozzolo del Friuli e Udine. Una camminata voluta dall'associazione Pallavolo di Bressa con il grande animatore Marco Noselli. Una passeggiata di diversi chilometri che ognuno poteva scegliere o qualche gruppo poteva appunto fare. Vedete appunto le automobili parcheggiate nei pressi della scuola media di Basaldella e da lì pronti via si è andati per i boschi, per le valli, per le diverse capacità ecologiche di questa zona. Purtroppo il tempo ha rovinato un po' una festa, ma che senza dubbio si rifarà anche nei prossimi anni. E intanto un po' di immagini. Il Palasport Carnera di Udine ha riabbracciato uno dei giocatori più forti visti all'opera con la maglia della Snyder di Udine. Stiamo parlando di Alexander Sasha Vujacic, l'asso sloveno che da poco più di un mese veste la divisa della Tezenis di Verona, avversaria appunto della GSA in campionato. Nato a Maribor nel 1984, Vujacic è approdato alla Snyder nel 2001. Nelle 3 stagioni disputate in Friuli ha collezionato 75 presenze firmando 816 punti in 1818 minuti di gioco. Al termine della stagione 2003-2004 il grande salto già nella NBA ai Los Angeles Lakers. Con i giallo-viola disputa 6 stagioni e vince 2 anelli NBA nel 2009-2010, soprannominato The Machine per la precisione al tiro da 3 punti. Vujacic ha giocato in NBA anche con i Nets, Clippers e Knicks. Nel 2017-18 ritorna in Italia con la Fiat Torino. Un suo canestro a 2 secondi dalla sirena ha regalato ai piemontesi la Coppa Italia nella finale contro Brescia. Un anno dopo Sasha ha scelto la Tezenis Verona e si è preparato a vivere la sua domenica da Amarcord nel Palasport, che l'ha lanciato nel basket che conta. No, anche tornare qui cosa succede? Beh, è un po' diverso, ma comunque hanno cambiato, hanno messo un po' di colori. Un po' di colore, questo è cambiato, Le immagini sono di Sasha Vujacic. Signori, in campo la Tezenis Verona. Sono qua a dare la caccia alla figlia di Massa che faccio dare
Bank, se alla ricerca di un consulente finanziario, Michele Zanolla ti mette a disposizione tutta l'esperienza di Fineco Bank. Vieni in Piazza Libertà 5 a Udine per un incontro. Michele Zanolla, il tuo Senior Private Banker. Cagliari. La sfida tra Herz Cagliari, Fortitudo, Bologna, Ravenna, sfida tra Orsi Ravenna, Beccari, Piacenza, a Mantova, la sfida tra Pompeo, Mantova, Minoro, Forlì, a Roseto, la sfida tra Roseto Sharks e Bondi, Club Ferrara, a Imola, le Naturel di Imola, XL Montegranaro e a 100, la sfida tra Valtur 100 e Termo Forza Iesi. Let's go!